tenu... Termini tenuti in tela bianca spessa. Allora pacchi u bianco semplicemente pacchi su colori tranquillizeggia. Ciò la evita un nero pacchi un nero non conviene mica la rabbia. E poi ci vuole sempre intervenire con un vestito completo. Una maschera in cui una griavina davanti che non la mica passa l'abito, una veste, un pantalone e scarpe grossi. Par exemple. Donc pour ça on est en blanc et quand on intervient c'est toujours en combinaison. Procéder à la récolte dite de châtaigneraie. Donc j'ai commencé par enfumer les abeilles. Donc La raccolta d'oggi è meli di castagno. Per calmare l'abi mi servo di suo strumento che chiamavano a fumarola e che noi chiamiamo oggi usufietto e poi brucio in dentro i pinagoli. U fumo che sorti marcano sua presenza. L'abi si sentono in pericolo, si riempiono di meli e si vanno in un mezzo di ubugno. Dopo piglio piano piano i guatri, i gaccio per portarli in dome a telo, ma prima i ripiazzo per 4 noi per la prossima raccolta che si farà da qui a 2 mesi. Sarà un meli di Wajimo composto di meli d'arbitro che sarà un po' amaro. J'ai remplacé les cadres que j'avais pris par des cadres vides et je ferai la prochaine récolte dans 2 mois. Dans 2 mois, je ferai la récolte de Miela du Maquis. Ma saison fin février, début mars, par une visite de printemps. Comincio la mia stagione di riwaggio o al principio di marzo e a vista di brano per vedere come è passato l'inverno e se di tani sempre abbastanza provvista. Cambio a poco preso 30% di quattri di bugni per approntare la prossima stagione. A partasi da qui i bugni si sviluppano. In principio di brano faccio di nuovo adeu d'abbi maestri. Faccio nuovi levatori e cambio l'abbi maestri che hanno più di 2 anni. In di bugni deboli di no cambio l'aba maestra, tanto il bugno riparte e si sviluppa. Così mi assicuro che saranno sempre abbi dolci e sani per assicurare una buona produzione. Il faut que l'état sanitaire soit bon, il faut que la saison précédente, il faut que j'ai noté que les ruches avaient une bonne production aussi. L'objectif c'est quand même de faire du miel. Allora, diteci un po' come tutta questa storia familiare di Bugni ha cominciato. Mi si auta i Bugni, usava tutti i Bugni e teniamo i garroni tanto. Che ne abbiamo visto una volta. Sì, una volta. E questi qui saranno i Bugni francesi, sono giunti di Francia, ma non sono mica francesi, saranno stati anche americani, non sono ricchi. E noi tagliamo questi Bugni, dopo tagliamo i Bugni così. E questi bugni sono meglio perché si può fare la devi di maestri, si può fare parecchie operazioni anche i bugni. Invece che in Chigaron non si faceva nemica. Ci devi aspettare una levatura per fare un altro bugno. Ciò che ci spiegai è la levatura di andare a pigliarla, di metterla dentro e vero. E dunque, qui a raccolta si va a fare. È più facile a fare qui, poi si faccia più.
non si tomba mica, quasi mica. Invece che un chigarrone, sì, non era mica così. E a situazioni diciamo di laba in corsica, di dumeli, tutto come è stata evoluata? Perché aveva si problemi. Abbiamo fatto poi nel 98 abbiamo fatto una OC. E allora non abbiamo più detto, è stata riconosciuta la razza di laba e gorzi, laba nostrale diciamo. Allora laba nostrale non è mica la stessa che dei labbe, da razza labbe del continente o dell'altro. E l'abba che noi abbiamo qui è un'abba nera. D'accordo. Nera. È più pilosa e ha la lingua più lunga. No? È una lingua... ma serve la lingua a pigliare umeli. E a situazione di umeli diciamo non c'è mica, c'è 80 umeli che innanzi, Beh, ce n'è no, di più o umeli meno? d'anno in anno non è più le stesse. Allora dicono si scalda a temperature più calde, c'è meno e vanno meno annante i fiori. D'accordo. Quest'anno non c'è mica stato meli di brano, meli di macchia di brano, un po' di castagni. Ma era un castagno fermato col tavà, allora questo è il lima. E la vegetazione infatti gli manca di più in più. C'è qualcosa che manca, non c'è più abbastanza acqua, umidità, non so come, qualcosa così. E cercano di tutto, ma però non è mica tutto. D'accordo. Ma enfin, nei tempi facciamo in tutta la Corsica erano 130, una centina di apicoltori e facevamo 300 tonnine di meli. E ora gli apicoltori sono più numerosi e facciamo meno di mele. E saranno anche, non so come ci sarà, non so come quanto c'è bugni, ma c'è dei più bugni e c'è meno di meli. Dunque evidentemente c'è un problema a livello di labi, di vegetazione, tutto mimo e tutto. E dopo, avendo di sumeli, hai un magazzino, gli aghetti di magazzino, come si passa? Allora, nel tempo facevamo un scambio. Cudavamo in montagna per scambiare umeli contro il gas. E dopo andavamo in piana per umeli per scambiare contro l'olio d'oliva. È un sistema di paga. Non c'era mica soldi. Non era mica come va. E ora dunque... non è mica conosciuto, non so come è nato. Ma l'ho conosciuto, ma l'hai contatta. E a vendita di meli, oggi voi avete come si fa? Allora ci sono i gare in cui i turisti che giungono e ne vendiamo quasi tutto così. D'accordo, e tra i persone che sono qui sopra i piazzi ovviamente ci sono le gente di qui, di paesi che mi conoscono, che ci conoscono e vengono a pigliare umeli perché li pigliano di poi perché c'è tempo, dunque conoscono bene e giungono a pigliare umeli. Infatti la produzione è qui e la vendita si passa qui di noi essenzialmente. Voilà. D'accordo. E nel tempo ne mandavo al continente, me ne mando sempre, enfin un mio figlio mi manda sempre in Parigi, ma non abbiamo più 2 o 3 clienti, ma vendiamo soprattutto qui. La vendita è soprattutto sopra i qui. piazzi.